Saluti, buongiorno. Adesso iniziamo con le pillole. Allora, oggi vi voglio spiegare una cosa basilare. Si tratta del fatto che noi siamo tutti persone umane, ok? Allora, come dobbiamo capire questa cosa? Spieghiamo. L'eterno è una cosa sola nel mondo, ok? Che cosa è eterno? Questa parola cosa significa? Significa che non ha capo, non ha coda, che esiste da sempre. Cos'è che esiste da sempre, che è sempre stato e sempre sarà? Ok? C'è una cosa sola che lo è. Questo è il tempo. Okay? Il tempo è sempre esistito, non c'è prima, non c'è dopo, c'è da sempre, quindi eterno è il tempo, che siamo chiari, il tempo è eterno, sempre esistito e sempre esisterà. Partendo dal fatto che eterno è il tempo, okay, che cos'è il nulla? Il nulla ha creato per essere concepito. Adesso vi spiego questa cosa. Nel momento in cui un essere umano non è pensato, non esiste, quindi è nel nulla, ok? Nel momento in cui il semino dell'uomo intercetta il semino della donna, c'è il concepimento e quindi esiste, ok? Quindi il nulla esiste per essere concepito, ok? Partendo da questo fatto, noi lo chiamiamo D-O, cioè giorno O è il cerchio della vita, giorno del cerchio della vita, ok? Quindi se il D-O è il momento zero di ogni essere umano, di ogni persona, ok? D-O esiste ed è un fatto. Quindi se questo è un fatto e il tempo che è intercorso non è più eterno per quell'essere umano che è stato concepito, bensì è un tempo limitato. Allora, in che modo noi possiamo essere eterni? Noi possiamo essere eterni nel momento in cui noi viviamo dell'eterno che è stato. Quindi il tempo prima, i nostri avi che hanno portato poi ai nostri futuri generazione, okay, questo porta a noi un'eternità dal momento in cui è stato concepito. Chiunque diventa eterno perché c'è stato un prima, c'è stato un dopo, limitato nel tempo, ma il tempo è eterno. E come può essere una persona eterna? Deve essere sempre esistita, quindi il tutto è sempre esistito, da sempre per sempre. Quindi se il nulla ha creato per essere concepito, il tutto è sempre esistito. Quindi tutto quello che vediamo nell'eterno, cioè nel tempo,
è sempre stato. Quindi l'universo, tutto quello che è natura, è sempre esistito, perché nel momento in cui c'è stato questo Big Bang, il concepimento, ok, della natura, comunque c'era la polvere, comunque c'era l'energia, comunque c'era, e qui la scienza ce lo spiega. Ma noi sappiamo che siamo eterni per il tempo passato e per il tempo futuro, nel momento in cui noi siamo concepimento nel Dio. Se volete dare una spiegazione religiosa in questo, siete, ecco, questa è la prima perla. Domani vi spiego perché siamo intelligenti e non siamo animali. Ciao ciao! Saluti!